Buongiorno e benvenuti a Focus TG. Apriamo collegandoci con Vicenza. 4 anni dal duplice femminicidio in cui vennero uccise Lidia Milikovic e Gabriela Serrano. Il ricordo delle vittime di violenza proprio in via Vigolo, luogo dell'assassinio dove viene inaugurata una targa commemorativa. Ci colleghiamo subito con Luisa Bertini e Andrea Benetti. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori e ringrazio la nostra ospite Cristina Rossi dell'associazione Donna Chiama Donna per essere con noi. Come vedete alle mie spalle è in corso la cerimonia per la scopertura di questa targa a ricordo delle 2 vittime di violenza, ricordo lo stesso giorno ad opera della stessa mano, dello stesso uomo, l'8 giugno del 2022. Via Vigolo diventa un luogo simbolo e un luogo di monito per tutte le vittime di violenza, anche per denunciare. Sì, oggi siamo qui per ricordare Lidia e Gabriela che sono state uccise nello stesso giorno dallo stesso uomo. Siamo qui non solo per ricordarle, ma anche per essere vicini ai figli di Lidia, ai figli di Gabriela, che sono i primi ad esserne doppiamente vittime, hanno perso una madre e quindi si ritrovano soli. In questo caso c'è Daniele che si sta prendendo cura di questi figli. Noi siamo qui anche però per segnalare, perché oltre al nostro lavoro che facciamo tutti i giorni nell'emergenza e nella prevenzione, quello che poi vediamo che funziona in modo con tanta difficoltà è la giustizia, quindi noi chiediamo maggiore protezione per queste donne, ma maggiore protezione non significa nuove leggi e nuovi reati, ma significa aumentare le pene dei reati, ma significa anche attuarle e stanziare dei fondi perché questo avvenga, perché ancora oggi purtroppo ci ritroviamo con una scarsità di forze dell'ordine, di magistrati e quindi è difficile poi prendere in carico queste situazioni. Quello che chiediamo è che vengano valutati seriamente, venga fatta una valutazione seria del rischio degli uomini che commettono le violenze, perché anche in questo caso è stato in carcere 1 anno e poi è stato dimesso perché non sembrava essere non pericoloso, quindi poi però Lidia e Gabriela sono morti per mano della loro mano. Ecco, questo è proprio un luogo simbolo, perché fu qui che venne consumato uno dei 2 omicidi, una targa all'ingresso di un parco, così che sia anche ben visibile a tutti e sia anche di invito a denunciare alle tante donne che magari hanno timore, hanno paura. Voi ne assistete parecchie anche con la vostra associazione? Sì, noi abbiamo un centro antiviolenza a Vicenza in collaborazione col comune di Vicenza, ma abbiamo anche 2 sportelli, uno sportello ad Arzignano e uno sportello a Poiana. Cerchiamo di avvicinarsi alle donne del territorio proprio per aiutarle a chiedere maggiormente aiuto. Denunciare è importante, però come ho detto prima è importante che poi la giustizia faccia anche in modo celere, prenda in carico queste donne e queste violenze. Quindi sono più di 400 le donne che vengono seguite dai nostri centri, accolte e sostenute in questo percorso. È importante rivolgersi a un centro antiviolenza perché le aiutiamo a riconoscere i propri diritti e anche per avere maggiore tutela. Io ringrazio la nostra ospite per essere stata con noi. Intanto procede alle nostre spalle la cerimonia di scopertura della targa a ricordo delle 2 vittime e a monito delle tante donne. Per il momento è tutto da Vicenza, linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini in collegamento in diretta da Vicenza. Ed ora ci spostiamo a Padova per un'importante operazione della Questura che ha sgominato una banda di ladri che agivano tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Per noi c'è Federico Fusetti. Buongiorno da Padova, i furti in abitazione, insomma reato veramente odioso. La Questura di Padova ha assestato un colpo direi abbastanza duro, adesso ci facciamo spiegare dal signor Questore di Padova, Marco Dorisio, da dove siete partiti e come è andata a finire? Sì, quello dei reati predatori, quindi dei furti in abitazione, un reato che va a incidere in modo particolare proprio, no, sulle persone. Si tratta di reati che vanno a colpire l'intimità
mano la propria abitazione, e anche poi dal punto di vista del danno economico vengono sottratti beni facilmente fungibili, quindi monini in oro e anche denaro contante. Nelle ultime 2 o 3 settimane questo fenomeno viene monitorato, abbiamo assistito un po' ad una ripresa di questi reati nella fascia, diciamo, tardo pomeriggio, prima serata, e proprio le unità investigative della squadra mobile avevano così attenzionato un'autovettura che più o meno in concomitanza con la commissione del furto c'era la presenza di quest'auto. Quindi proprio prendendo questo spunto investigativo sono riusciti così a individuare un gruppetto di persone, in questo caso 3, quindi si parla di una banda strutturata, particolarmente mobile un po' su tutto il territorio delle province del Veneto, fino a quando poi c'è stato proprio il blitz vero e proprio. Avevano prima nella tarda mattinata tentato un furto in provincia di Treviso, un altro poi consumato, e quindi i colleghi della mobile erano bloccati proprio mentre in provincia di Venezia stavano rientrando in quello che è un vero e proprio covo, una base, un appartamento affittato anche lì da poco tempo. Il blitz, quindi recuperata la refurtiva dei furti commessi nel Trevigiano, e poi su un argine di un canale diciamo tutto il necessario, il kit, quindi da lampeggianti blu anche a appunto sberigliatrici, seghe, scalpelli, tutti attrezzi appunto necessari per commettere l'infrazione e realizzare il furto. Diceva molto mobili perché parliamo di provincia di Treviso, Venezia, immagino anche Padova. Esatto, anche Padova, infatti stiamo adesso rivisitando investigativamente, abbiamo delle tracce dei furti in abitazione che probabilmente verranno così ricondotti a questa banda, a questa cellula. Poi si tratta di persone che vengono dall'est Europa e si tratta di refurtiva, come abbiamo detto, prevalentemente oro, che sono poi destinati praticamente al mercato dell'est Europa, dove vengono poi riciclati e ricettati. Ultima cosa, parliamo di 2 cittadini serbi e un romeno. Sono in carcere e non è così scontato, mi pare di capire, che quando si parla di reati predatori e furti in abitazione poi in carcere ci vadano davvero. Sono stati appunto arrestati in flagranza, nella flagranza del reato, quindi non solo poi è stata rinvenuta la refurtiva, quindi a riprova, no, oggettivare che c'è il loro coinvolgimento nei furti in provincia di Treviso, e poi anche tutto diciamo, l'armamentario, chiamiamoli tra virgolette strumenti di lavoro per scassinare le abitazioni, sono ripeto elementi probatori importanti, e per cui sono stati arrestati in flagranza e associati in carcere. Ringraziamo molto il questore di Padova Marco Dorisio, grazie, da Padova è tutto. Grazie a Federico Fusetti, quindi una bella operazione da parte della Questura di Padova. Purtroppo però si sono verificati altri furti in altre province, per esempio in quella di Treviso, a Silea, dove un appartamento è stato svaligiato e messo a soqquadro dai ladri a San Zago, in una strada peraltro che è continuamente presa di mira. Mi sono accorto insomma che avevano spaccato il vetro e l'hanno tolto proprio, sono entrati e là mi sono un attimo fermata perché avevo paura che si fossero, ho detto magari mi hanno sentito entrare e si sono nascosti in casa e niente, sono andata a vedere in casa, mi avevano rovesciato tutto, le robe fuori dagli armadi e tutto. Via Friuli a Lanzago di Silea battuta per l'ennesima volta dai ladri, la strada su cui si affacciano diversi condomini ai piedi della rampa che porta in tangenziale è stata nuovamente presa di mira in serata. Paola Della Valle, che abita al primo piano, rincasando intorno alle 10 si è trovata il vetro rotto e la casa a soqquadro. Però mi hanno rubato solo insomma, dei contanti che avevo e per fortuna non mi hanno rubato nient'altro, non hanno fatto danni, però insomma del fatto che sono entrati in casa, mi hanno toccato tutto e comunque i contanti li hanno presi. Sono andata a fare denuncia ai carabinieri stamattina e così. So che sono venuti la settimana scorsa anche in un altro appartamento qua dello stesso condominio. È un periodo che qua in zona La stanno battendo? Sì, stanno battendo la zona, insomma. A svaligiare l'abitazione di Paola potrebbero essere stati i 2 individui che un giovane che abita poche decine di metri più in là ha visto saltar fuori da dietro un cespuglio. Erano circa le 9, sono scappati su un terrazzino e quindi si sono dileguati. Il ragazzo, che rientrava in macchina, a quel punto ha chiamato i carabinieri, ma dei 2 più nulla.
Difficile dire se avessero già colpito e si preparassero a entrare in un altro appartamento o se abbiano aspettato nel buio e poi derubato Paola. Una vicina per qualche istante si è allarmata sentendo la sua cagnolina. Che abbaiava come una matta dalle 8:40, faccio conto fino a poco prima delle 9. L'ha sentita proprio abbaiare, infatti la mia vicina si è affacciata per vedere se c'era qualcosa, ma non si è accorta di nulla e per fortuna al cane non hanno fatto niente, almeno quello insomma. I ladri hanno messo le mani sui contanti trovati nel cassetto del comodino del figlio 26enne. Studente, quindi sì, quei pochi soldi che ogni tanto si mette via. Vabbè, comunque l'importante è che non abbiano fatto danni gravi, insomma, e che la cagnetta, visto che era lì, che non le hanno fatto niente, perché visto che abbaiava magari nel disturbo e magari le facevano qualcosa, insomma. Nello stesso condominio, così come in altre palazzine della via, c'erano già stati dei furti anche nel recente passato. Un paio di settimane fa, in un'occasione, erano stati razziati anche dei garage. Furti, baby gang, truffe. Dall'associazione Furti in Corso è in arrivo una serie di iniziative per proteggere le vittime di questi reati, ad iniziare da quella che coinvolge i negozi. Creare una quantità di esercizi commerciali delimitati e magari riconoscibili anche con una piccola targhetta, un adesivo fuori l'esercizio commerciale, e dove le persone che possono essere vittime di o stalking o baby gang che vengono seguite, e ne abbiamo avuto anche di questi, possono trovare rifugio immediatamente. Negozi che diventano punto di riferimento, luogo sicuro in cui trovare rifugio in caso di violenze, aggressioni da parte di bulli o baby gang. L'idea dell'associazione Furti in Corso ha trovato sin da subito l'appoggio di Veneto Imprese Unite e dell'assessorato regionale alle politiche sociali. So già che se io entro lì intanto mi proteggo e la persona sicuramente è preparata a darmi una mano, perché lo step successivo qual è? Quello di far sì che all'interno dell'esercizio commerciale ci sia una persona che sia informata su come muoversi, e anche qui dare proprio l'elenco al 112 di questi esercizi che non possono avere una priorità, perché per legge una priorità non esiste, però un'attenzione in più, se mi arriva quel numero lì vuol dire che forse c'è qualcosa da attenzionare. Ma l'impegno di Demma non si ferma qui. Sul fronte Furti in queste ore ha inviato una comunicazione ufficiale a prefetto, Ministero della Giustizia, Regione, con una proposta di modifica del codice penale e di procedura penale. L'articolo preso in esame è il 624 bis, che si occupa proprio di furti in abitazione, ritenuto da Demma troppo debole, da qui la richiesta di revisione. Andiamo a aumentare la pena da 6 a 12 anni, quindi anche con le attenuanti non riusciamo a liberarci, diciamo, della galera. E ho aggiunto anche delle virgole, cioè perché si può dargli da 6 a 12 anni. Le aggravanti prese in considerazione tengono conto del furto commesso da più persone, mediante violenza sulle cose, frazione o utilizzo di strumenti idonei allo scasso, all'interno di abitazioni o su pertinenze indipendentemente dall'orario e con presenza anche temporanea di persone all'interno. Ma la cosa che mi interessava di più era anche per la presenza all'interno dell'abitazione, anche temporanea, perché ovviamente questa cosa è costruita anche con le virgolette in maniera che non possa essere impugnata, di persone all'interno dell'abitazione, perché per me è una grandissima aggravante. Poi non mi sono fermato lì, ho aggiunto l'aggravante ancora con la presenza di minori. Minori ai quali è dedicato un ulteriore progetto portato avanti da Furti in Corso insieme all'assessore Paola Roma. L'idea che nasce di questo fumetto, è un fumetto di un 24-26 pagine, perché abbiamo già sviluppato un po' di idee, dedicato principalmente ai giovani. Allora, inizialmente è pensato da terza media fino alla terza superiore. All'interno del fumetto si svilupperanno 4 storie, tutte rivolte ai giovani, per fornire loro strumenti utili nel caso si trovino ad affrontare determinati scenari. Nel primo caso, se dovessero ritrovarsi a tu per tu con un ladro entrato in casa mentre sono soli. La seconda, se dovessero essere vittime di bullismo. Una terza dedicata al problema delle baby gang, e la quarta che guarda anche gli anziani e alle truffe di cui spesso cadono vittime. Fumetto che inizialmente sarà distribuito come progetto pilota nelle scuole della Marca e del Padovano, per poi in futuro estendersi a tutte le altre province venete, successivamente coinvolgendo gli esercizi commerciali con uno sviluppo poi in formato digitale. La prima copia potrebbe essere pronta con l'avvio del prossimo anno scolastico, e per i più piccoli l'idea è di trattare in modo dedicato il tema con altre modalità. Magari fare una rappresentazione teatrale dove viene gestito in maniera anche simpatica, ma già cominciamo a insegnargli come muoversi a questi bambini.
Omicidio alla baita al lago di Castelfranco, scarcerato uno dei 2 giovani accusati della morte di Lorenzo Cristea, ucciso a coltellate nel maggio scorso. Ora si trova agli arresti domiciliari. È uscito dal carcere di Treviso, dove si trovava da 10 mesi. Ora è agli arresti domiciliari nell'abitazione della famiglia Badr Rouaji, il 19enne accusato, assieme al connazionale Ta Bennani, 22 anni, dell'omicidio di Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe, ucciso all'alba del 4 maggio scorso nei pressi della baita al lago di Castelfranco Veneto, e del tentato omicidio di un amico della vittima. A sorpresa per lui si sono aperte le porte del carcere, come ci spiega il suo difensore Fabio Crea. Non era stato da me preavvisato che avrei avanzato la richiesta di arresti domiciliari, quindi per lui al momento in cui è stato chiamato dagli operatori del carcere per la scarcerazione è stato un fulmine al ciel sereno, ma in senso positivo, cioè è stato molto sorpreso perché non avevo comunicato nulla né a lui né alla famiglia. Insomma, l'istanza avanzata dall'avvocato Crea è stata accolta. Badr è a casa, Bennani, l'amico considerato l'autore materiale del delitto, rimane invece in carcere. La mia istanza si fonda sul minor protagonismo delittuoso del Rouaji, così come abbiamo sostenuto sin dall'inizio. Dall'inizio ho sostenuto e continuiamo a sostenere che Rouaji non abbia neanche concorso nell'omicidio, ma già nell'immediatezza, grazie alle indagini difensive, avevo dimostrato che Rouaji non aveva impugnato quel coltello, quindi non avrebbe potuto uccidere Cristea e tentare di uccidere gli altri ragazzi. Fondamentale, secondo l'avvocato, è stata la diffusione del frame di un video di quella rissa, immagine che all'inizio fece pensare che fosse proprio Badr Rouaji ad impugnare il coltello. Noi abbiamo dimostrato con delle indagini difensive e tecniche, con ingegneri forensi, che su quella mano di Rouaji non c'era nulla, tantomeno un coltello, e oggi questo è stato confermato dalle indagini dei RIS di Parma, che hanno dimostrato che non ci fossero né impronte né elementi di natura biologica, quindi DNA sul coltello, che c'era, come noi abbiamo sempre detto, una sola arma del delitto, un solo coltello che aveva colpito sia il Cristea che gli altri ragazzi. I fatti ci hanno dato ragione e il pubblico ministero oggi contesta che le 4 coltellate siano state inferte dall'altro coindagato. È prevista per il 10 aprile prossimo davanti al GUP Piera De Stefani l'udienza preliminare. Io chiederò l'assoluzione perché, così come ho detto all'inizio, Rouaji con l'omicidio e tentato omicidio non c'entra nulla. Dei passi importanti sono stati fatti, ci hanno dato ragione, continueremo l'attività difensiva in sede processuale, non adiremo riti alternativi, quindi certamente non giudizio abbreviato, sarà il dibattimento a dimostrare quello che ho sempre detto dall'inizio, e cioè che Rouaji non ha commesso nessun atto né materiale né di concorso morale nella morte quindi nell'omicidio di Cristea e nel tentato omicidio dell'altro ragazzo. Oltre ai 2 giovani marocchini accusati di omicidio volontario e tentato omicidio, ci sono 5 ragazzi amici della vittima accusati invece di rissa aggravata dal fatto che è morta una persona. Ritorniamo a parlare di furti in casa, ci colleghiamo in diretta con Francesca Bozza, che si trova per noi a Villorba, per raccontarci una storia in cui i ladri sono entrati nonostante in casa ci fossero delle persone, vero Francesca? È proprio così, buongiorno Filippo e buongiorno ai telespettatori. Siamo a Villorba e è qui che ha agito per l'ultima volta la banda che è stata identificata dalla questura di Padova, che ha anche recuperato parte della refurtiva, e parte della refurtiva è stata proprio sottratta qui giovedì mattina dall'abitazione in cui ci troviamo. Il tutto accade intorno alle 11, qualche minuto prima. Probabilmente i ladri, stiamo parlando di 4 persone, 1 in auto e 3 in azione all'interno dell'abitazione, tenevano sotto controllo i movimenti della famiglia. Pensavano che in quel momento non ci fosse nessuno, perché intorno a quell'ora in casa effettivamente solitamente non c'è nessuno. Quel giorno invece, quella mattina invece si stava preparando per uscire la figlia 20enne dei padroni di casa. Sono stati minuti, probabilmente appena 3-4 minuti, ma che sono sembrati davvero molto più lunghi per questa ragazza
ragazza che ha sentito quello che stava accadendo al piano di sopra. È qui con noi ora Tommaso Migot, abbasserà la telecamera perché potete capire non se la sente di farsi a riprendere, ma è stata gentile e ha dato disponibilità a raccontarci quello che è accaduto. Tu eri in bagno quella mattina, appunto erano circa le 11, e cosa è successo? Esatto, io ero in bagno che mi stavo preparando per andare a pranzo fuori e mia mamma era appena uscita, stava andando in ufficio perché era tornata da una visita con mia nonna e ho sentito dei rumori strani, dei rumori molto forti dal piano di sopra, e al che ho chiamato subito mia mamma per chiederle se effettivamente fosse lei magari tornata per trovare qualcosa di dimenticato che cercava in fretta e furia, ma mi ha risposto di no, e in quel momento ho capito che effettivamente c'erano delle persone strane in casa. Quindi già mi ero chiusa la porta a chiave, sono scappata dalla finestra e ho controllato che il mio cane stesse bene, che non gli avessero fatto male, e dopodiché sono uscita da un cancelletto secondario non visibile dal fronte della casa, e sempre per una via secondaria ho raggiunto la macchina che era parcheggiata, dove ho visto il guidatore che addirittura mi ha salutato, e sono scappata verso casa dei miei zii, e in questo processo mi hanno anche seguito, cioè il guidatore mi ha seguito, ma poi sono riuscita a rifugiarmi nella loro veranda, nascosta da loro, ma comunque riuscivo a seguire i loro movimenti a distanza. Infatti ho visto altri 3 ragazzi uscire da casa mia, correre, scavalcare il cancello, entrare in macchina che era già predisposta per scappare verso la Postioma, e quindi ho cercato di prendere più dettagli possibili per poi raccontare quello che fosse successo. Esatto, perché appunto avevano parcheggiato venendo dentro in retromarcia su questo vialetto proprio per prepararsi poi ad una fuga più semplice verso la strada. Tra l'altro da dire che nei giorni precedenti era stata vista un'auto scura a girarsi qui e quindi probabilmente quello che vi dicevo prima, stavano tenendo sotto controllo i movimenti di chi qui abita. Sono stati pochi minuti, ma immagino minuti abbastanza lunghi per te, e immagino non sia mancata la paura. No, assolutamente non è mancata la paura. Fortunatamente anche magari al telefono con mia mamma, a sentire una persona che conoscevo mi ha aiutato a anche alleviare un po' la paura, e quindi riuscire ad agire nella maniera più sana possibile per me e per il mio cane, in modo da mettermi subito in salvo, e basta. Un grande sangue freddo, lo si deve dire, di questa ragazza che è prontamente scappata, ma anche ha voluto comunque seguire in qualche modo da lontano, in sicurezza, i movimenti di questi uomini, per poter dare poi informazioni utili alle forze dell'ordine per identificarli. Cambia da oggi il tuo modo di comportarti in casa? Star sola in casa in qualche modo adesso fa più paura? A me non è mai piaciuto troppo stare da sola in casa, però adesso sicuramente adesso che è successo a me in prima persona un episodio del genere, sarò un po' più attenta a chiudere le porte e magari ascoltare la musica più a basso volume, così da sentire prima i rumori sospetti. E mamma e papà che hanno seguito il tutto a distanza, soprattutto mamma che è sempre rimasta al telefono con te, come sta oggi? Bene, dai, forse sto meglio io. Esatto, perché adesso chiaramente grazie per averci raccontato quanto è successo. È inevitabile insomma che resti la paura, probabilmente come diceva lei, più nei genitori che a distanza sapevano che la figlia poteva trovarsi faccia a faccia con i ladri, in qualche modo così è successo, ma per fortuna l'epilogo è un epilogo positivo, insomma i danni sono stati contenuti anche proprio per la sua presenza, disturbati non hanno creato grandi danni all'interno, da dire che hanno forzato la porta d'ingresso per poi insomma aprirsi il varco ed entrare in abitazione. Parte della refurtiva è stata, come detto, recuperata, come spesso succede nel bottino non sono finiti anche oggetti non dal grande valore economico ma dal grande valore affettivo, la collana del matrimonio, una collana della ragazza che le era stato regalato per il compleanno, sperano che sia stato recuperato tutto e di poterne tornare in possesso il prima possibile. Con Tommaso Migot da Villorba è tutto, la linea può tornare a te, Filippo.
Grazie a Francesca Bozza, in collegamento in diretta da Villorba. Allora noi adesso ci spostiamo a Padova per una rissa tra pusher in pieno centro città la scorsa notte. Il vice segretario di Forza Italia a Padova, Lorenzo Innocenti, è stato contattato in tempo reale dai residenti esausti dalla situazione. Probabilmente un regolamento di conti o una lite per appunto la divisione del territorio. Io ho parlato con alcuni residenti e alcuni commercianti, appena è scoppiato questo episodio, che poi è partito su marciapiede e poi si è trascinato lungo la strada con le macchine che passavano. Un passante ha cercato di sedare la rissa, appunto anche solo per la pericolosità della situazione con le macchine che correvano, e mi hanno detto che si è preso uno schiaffone in faccia e poi, ecco, vista la malparata, si è allontanato. Il centro storico di Padova torna sotto i riflettori per l'ennesima rissa tra giovani spacciatori. Lorenzo Innocenti, vice segretario di Forza Italia Padova, è stato contattato in tempo reale la notte scorsa da residenti e commercianti, testimoni di un probabile regolamento di conti, un caso che non resta isolato nella città del Santo. Non è la prima volta che ci siano delle risse, stiamo parlando della zona di via Belzoni, Santa Sofia, via Altinate, soprattutto la zona dell'incrocio fra tutte queste vie, via Morgagni, perché quella è una zona molto ombreggiata e di notte particolarmente buia, poco illuminata, e non ci sono telecamere soprattutto. Quindi ecco una buona posizione di stazionamento per gli spacciatori, che sono nordafricani e che si spartiscono un po' il territorio. Nonostante i residenti abbiano prontamente chiamato le forze dell'ordine, al loro arrivo i giovani malviventi si erano già dileguati. I cittadini chiedono da tempo interventi concreti, telecamere di sorveglianza e un sistema di illuminazione pubblico più efficace. Gli spacciatori sono sempre più giovani, mi dicono i residenti e commercianti, per una questione di ragioni insomma molto varie. È difficile parlarci, sono molto arroganti, spesso sono drogati, ubriachi, e appunto poi è più facile che scoppino queste situazioni, che degenerino, mentre mi dicevano in passato non era così. Ecco, io credo che la prevenzione sia fondamentale, che la repressione sia importante. È importante dare alle forze dell'ordine ecco, gli strumenti poi per regolare queste situazioni. Le forze dell'ordine ci dicono che è importantissimo segnalare e denunciare questi fatti. Esiste anche un'applicazione che si chiama YouPol e che insomma è molto semplice, molto intuitiva, e qualunque situazione di questo genere non possiamo lasciarla passare. Una giovane donna è rimasta miracolosamente illesa dopo essere finita con l'auto nel canale. È successo all'alba in centro ad Adria. La ragazza ha perso il controllo del mezzo, finendo ribaltata nel canale bianco, riuscendo però ad uscire dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Adria, che ha richiesto il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. I sommozzatori hanno quindi imbragato il mezzo con delle catene, consentendone il recupero tramite autogru, e successivamente hanno messo in sicurezza l'area. Un altro incidente ci porta invece a Riese Pio X. Un'auto è uscita di strada ribaltandosi su un lato. È successo ieri sera, poco prima delle 20, in via Montesanto. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Castelfranco, hanno provveduto alla messa in sicurezza della strada e a consegnare ai sanitari del 118, presenti anche loro sul posto, la donna rimasta ferita che si trovava al volante dell'auto. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione di Castelfranco per le verifiche della dinamica dell'incidente. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Sono stati tagliati questa mattina 3 pini marittimi pericolanti nella piazzetta davanti alla gipsoteca di Canova a Possagno. Le piante erano state piegate dal forte vento dei giorni scorsi. Sentiamo Vanessa Banzato. Vigili del fuoco a seguito delle forti raffiche di vento che si sono abbattute un po' in tutta l'area pedemontana tra Trevigiano e Vicentino. Questa mattina attorno alle 6:30 i vigili del fuoco di Castelfranco sono intervenuti a Possagno per abbattere le 3 piante pericolanti, 3 pini marittimi pericolanti proprio davanti alla gipsoteca. Le piante si erano inclinate, ricorderete, ce ne siamo occupati anche nei nostri telegiornali di ieri, si erano inclinate pericolosamente a causa del vento forte. È stato necessario il totale abbattimento di 3 dei pini che si trovano appunto in pieno centro a Possagno, ma se ne occupa il nostro servizio.
È stato necessario anticipare il taglio di 3 pini marittimi davanti alla gipsoteca canoviana in centro a Possagno, piante pericolanti che si erano piegate dopo le forti raffiche di vento che avevano interessato tutta l'area pedemontana. Nella giornata di venerdì i vigili del fuoco hanno sfrondato gli alberi per alleggerirli e in serata è stato richiesto di procedere al più presto con il taglio degli alberi. Le piante in questione erano già state oggetto di verifica da parte di un agronomo forestale che ne aveva sottolineato la criticità e la necessità di prestarvi massima attenzione perché potevano essere un rischio per la sicurezza pubblica. Il Comune aveva proceduto a comunicare le informazioni alla soprintendenza trattandosi di area monumentale che oltre agli edifici comprende anche l'aspetto floro-arboricolo del sito. Il maltempo delle scorse ore ha accelerato tutto, tanto che sono stati proprio i pompieri allertati perché le piante si erano pericolosamente inclinate a ordinare l'abbattimento senza se e senza ma dei tronchi rimasti. Nei prossimi giorni tutti i pini marittimi presenti nella piazza e lungo la strada principale di Possagno, all'incirca una trentina di piante, saranno oggetto di accertamento tecnico per valutare le loro condizioni di stabilità. Continuiamo a parlare di maltempo o di conseguenze da maltempo, forte vento e blackout nel Vicentino, 50 gli interventi in 2 giorni su tutto il territorio provinciale da parte dei vigili del fuoco, colpito soprattutto l'Alto Vicentino. 50 richieste di intervento in 2 giorni gestite dai vigili del fuoco a causa del forte vento che ha interessato l'intero territorio vicentino. Le operazioni di soccorso si sono concentrate principalmente nell'area dell'Alto Vicentino per interventi che hanno riguardato prevalentemente la messa in sicurezza di pali dell'illuminazione pubblica e delle linee telefoniche, oltre alla rimozione di alberi pericolanti, rami caduti in strada e altri elementi instabili. Tra i comuni più colpiti da quest'ondata di maltempo, per citarne alcuni, Schio, Tiene, Valli del Pasubio, Valdagno, Requaro, Gallio, Foza, Roana e Marostica. Non si segnalano feriti. Il caro carburante mette a rischio i servizi di trasporto gratuiti di anziani e disabili. L'allarme arriva dalle associazioni di volontariato. L'aumento del carburante aggiunto ai costi di gestione dovuti per la nuova normativa del terzo settore, dovuti alla mancanza di volontari e a una serie di spese che le associazioni devono sopportare, siamo arrivati a un momento in cui non si stopperà sicuramente il servizio, ma ci sarà una diminuzione dei trasporti. Il grido d'allarme è dell'associazione Volontari Insieme, portavoce di tutte quelle realtà che offrono servizi in ambito sociale. In questo caso i timori riguardano i trasporti di anziani e disabili verso strutture sanitarie, medici di base, farmacie e negozi a forte rischio a causa del caro carburante. Tra questi la rete Stacco di Treviso, servizio trasporto e accompagnamento che riunisce 28 associazioni con oltre 600 volontari e che nel 2026 ha effettuato quasi 8.000 trasporti gratuiti. L'attuale situazione spinge queste realtà a riprogrammare la propria attività. Andranno ad indirizzare i loro trasporti nei trasporti che non sono così dedicati alle persone fragili, ma alle persone, posso dire, comuni, che hanno la possibilità di pagare anche a prezzi inferiori, ma a pagare un servizio. Le associazioni si sono ritrovate in 2 giorni di incontri per condividere problematiche e strategie. E la necessità sostenuta da tutti di aprire un confronto serio e consapevole con comuni, con regione, quindi con le istituzioni. Dobbiamo assolutamente far presente di quale carico finanziario le associazioni stanno sostenendo. E un impegno anche da questo punto di vista è necessario da parte dei comuni e da parte della regione. Coldiretti chiama raccolta i sindaci, l'allarme per il cibo che arriva dall'estero e viene spacciato per italiano. Ad oggi su molte produzioni si legge Italia quando di Italia non c'è un bel niente. Troppo cibo che arriva dall'estero viene spacciato per italiano o veneto. Troppi prodotti esteri che con un colpo di penna diventano improvvisamente nostrani, con ricadute potenzialmente devastanti per gli agricoltori e gli allevatori veneti. Volete qualche esempio? Entrano prodotti dall'estero, faccio un esempio: la coscia di prosciutto che viene salata e stagionata in Italia diventa italiana.
il triplo crossentato di pomodoro entra in Italia, viene diluito con acqua e diventa italiano. Ecco, questo non è più ammissibile perché ovviamente sono prodotti tolti all'agricoltura italiana da una parte ed è un'operazione poco trasparente nei confronti dei consumatori dall'altra. Ecco, vista la situazione, Coldiretti ha preso carta e penna e ha scritto ai comuni della provincia di Vicenza per chiedere di creare un fronte compatto contro il codice doganale dell'Unione Europea, che consente in sostanza di definire italiani sugli scaffali del supermercato prodotti che di italiano e veneto non hanno nulla. Chiediamo sostegno ai sindaci, è stata inviata in questi giorni anche una PEC ai vari consigli comunali e speriamo insomma in un'ampia convergenza. In molti comuni è stata accolta anche in maniera bipartisan, non ha colore politico e penso che sia un'iniziativa che può aiutare il mondo agricolo da una parte e dare trasparenza al consumatore dall'altra. Un'operazione di trasparenza e correttezza in una terra in cui la provenienza del prodotto dall'asparago alle ciliegie, dal prosciutto al latte al formaggio fa sempre la differenza in termini di qualità. Penso che sia una cosa di buon senso che va a vantaggio di tutto il settore agricolo, alimentare e soprattutto anche il consumatore quando compra un qualcosa che vede la bandiera italiana sopra deve essere sicuro che quel prodotto provenga dai nostri territori. Più chiaro di così. La politica, dopo Fratelli d'Italia, anche Forza Italia lo scossone post-referendum investe il centrodestra e in Regione i capigruppo non sono affatto meravigliati delle grandi manovre in corso, non tanto come conseguenza della vittoria del no al referendum, quanto come spartiacque da qui alle prossime riforme e alle politiche del 2027. La reazione è quella di chi la resa dei conti se l'aspettava. Dopo Fratelli d'Italia, anche Forza Italia, incassata la sconfitta al referendum, patisce uno scossone. Il turnover alla guida dei senatori azzurri tra Maurizio Gasparri e Stefania Craxi, apertamente appoggiato da Marina Berlusconi. Il capogruppo in Regione Alberto Bozza prende atto, il passaggio evidentemente era obbligato. Dopo la tornata referendaria è giusto fare un check, è giusto fare una verifica non solo da parte del Presidente del Consiglio. Noi come Forza Italia siamo un partito che ovviamente stiamo discutendo al nostro interno con molta serenità e pacatezza, abbiamo ovviamente un'eredità di Berlusconi da portare avanti e credo che Tajani l'abbia fatto in maniera molto pragmatica e anche con risultati alla mano. È in corso, dice, una legittima discussione nel partito, ma per Bozza non c'è ragione di pensare che l'onda lunga lambisca anche il segretario. Non vedo in questo momento avvisaglie di questo genere. Antonio ha la fiducia, credo, di tantissimi di noi e se ci saranno delle scelte si faranno nell'assoluta condivisione partendo da Antonio che in questo momento ha il compito di essere segretario e di andare avanti. Fino a che punto Tajani potrà contare sull'appoggio degli eredi del Cavaliere resta da vedere. Chi invece si fa forte di una fiducia incondizionata, quella nel fiuto politico della leader, è Fratelli d'Italia. Benvengano anche le tempeste. La Premier, secondo il capogruppo Claudio Borgia, saprà governare la nave comunque. Penso che sia un momento di rinnovamento, quindi partito da Fratelli d'Italia e credo che gli alleati abbiano colto l'occasione per fare gli opportuni cambiamenti per cui insomma anche per andare spediti verso le prossime elezioni politiche. Il terremoto al Ministero della Giustizia, le dimissioni forzate di Daniela Santanchè, il Repulisti serve a cambiare pelle, a mettere un punto tra questo tentativo di riforma e quelli che seguiranno, premierato in testa. Questa riforma, a prescindere da quando andrà, sia fondamentale quella appunto del premierato, dobbiamo solo capire le tempistiche. Tornata nel cassetto la pratica giustizia, il centrodestra si riallinea su un altro tema cardine, l'immigrazione. Sia Meloni che Tajani esultano al via libera del Parlamento europeo al rimpatrio degli stranieri irregolari anche in paesi terzi e non solo in quello d'origine, di fatto avvallando la linea italiana. Mentre all'estero continuiamo ad avere questa conferma della capacità dell'Italia di essere leader e di informare e dare forma alle politiche anche europee, abbiamo dovuto invece prendere atto che questa riforma l'Italia in questo momento non l'ha voluta recepire, però questa è la democrazia. Ritorniamo, visto che con la Guardiana eravamo usciti in Consiglio regionale perché Palazzo Ferrofini ha approvato il documento di economia e finanza regionale dopo una maratona di 3 giorni, un percorso che non è stato privo di scontri.
Un documento presentato dalla stessa maggioranza che si cambia e molti temi erano uguali, molto simili a delle proposte che la minoranza aveva fatto con i propri cambiamenti. Un documento che non aveva senso e alla fine, dopo vari balletti, è stato in modo surreale ritirato. Di figuraccia parla il centrosinistra sul ritiro del maxi emendamento presentato dalla Giunta e poi ritirato. Lo scontro aperto all'interno della maggioranza durante la maratona di 3 giorni per l'approvazione del DEFR, il documento di economia e finanza regionale che delinea le basi e le linee strategiche per quello che sarà il bilancio che sarà votato la prossima settimana. Essendo molti di noi anche alla prima esperienza, qualche piccolo incidente di percorso, qualche piccola incomprensione può starci, visto che è una fase molto importante e abbiamo iniziato la legislatura da pochissimi mesi, quindi si era pensato di presentare un maxi emendamento dalla maggioranza, da alcuna parte della maggioranza, per arricchire il testo. Poi naturalmente si è visto che era un po' superfluo, che comunque può essere arricchito anche in un'altra maniera, e quindi non è stato presentato. La discussione poi è proseguita in maniera veloce. Dal presidente della prima commissione, esponente leghista, nessuno strappo, nessuno scontro, solo puro e semplice confronto. Non ne sono d'accordo le opposizioni, preoccupate che l'impasse accaduto nelle ultime 48 ore di Consiglio regionale si ripercuota anche negli anni a venire. Uno smontamento della maggioranza, rapporti interni, sicuramente qualcosa che poteva far perdere tempo per liturgie all'interno della maggioranza. La maggioranza è totalmente divisa. Emendare un proprio documento, che tra l'altro è il documento che programma le politiche regionali per i prossimi 3 anni, è veramente un autogol, vuol dire che non si accordano. Evidentemente l'esito del referendum ha avuto degli effetti anche qui. Nonostante le divergenze, i tanti emendamenti da approvare, l'intento comunque dal centrodestra al centrosinistra è quello di arrivare il prima possibile all'approvazione del bilancio. La collaborazione con l'opposizione, tra maggioranza e opposizione, anche in sede di prima commissione bilancio, è stato positiva. Diciamo che c'è stato un confronto anche acceso a volte, ma sempre in maniera corretta e anche propositivo. L'obiettivo di tutti è quello di approvare prima possibile il bilancio, visto che siamo in un esercizio provvisorio. Ma se da un lato si vuole porre le basi per il lavoro futuro e la programmazione regionale, dall'altro l'opposizione rivendica la debolezza del bilancio che si discuterà tra il 31 marzo e il 2 aprile. Vediamo che è un bilancio in cui avremmo voluto più coraggio e più visione. Ancora una brevissima pausa, ci vediamo tra poco. Inquinamento PFAS e la bonifica della Miteni non ancora definita. L'esperto chimico industriale Lorenzo Altissimo esprime perplessità sul progetto del sarcofago di cemento per isolare il sito dell'azienda di Trissino. Il dottor Polesello diceva che al momento attuale l'unica tecnologia per distruggere queste molecole è la termocombustione ad alte temperature. Si deve andare almeno a 1200-1300 gradi per alcuni secondi, quindi non si possono utilizzare i cosiddetti termovalorizzatori, ci vuole un sistema di combustione con un trattamento ulteriore di post-combustione per rompere queste molecole. Sarebbe solo questa attualmente la soluzione radicale per liberarsi delle catene di fluorurati che ancora incombono sulle falde del Vicentino, soprattutto dall'azienda Miteni di Trissino. La bonifica del sito è stata formalmente avviata, ma i lavori non sono partiti e il sito continua a rilasciare PFAS nella falda. Recentemente è stato proposto un progetto in corso di approvazione. È stata illustrata una proposta che prevede il confinamento, cioè la creazione di un sarcofago, quindi sui 4 lati di quello che era l'area occupata dallo stabilimento, che non esiste più, che sappiamo è già stato rimontato in India, dove hanno ripreso a produrre PFAS, vengono posate delle barriere che raggiungono le rocce di fondo al di sotto di questi 20-25 metri di depositi alluvionali per, si dice, innestarsi sulle calcareniti, e il tutto verrà poi coperto in modo che non ci sia infiltrazione d'acqua e che tutto rimanga lì. Sulla proposta dovrà esprimersi la conferenza dei servizi. Una soluzione alternativa alla bonifica è messa in sicurezza permanente, per cui sarebbero necessari circa 85 milioni di euro, che non piace agli ambientalisti. I terreni contaminati non verrebbero trattati e bonificati, ma semplicemente isolati in una sorta di bubbone potenzialmente sempre in grado di inquinare ancora in futuro.
questa proposta è veramente molto recente. Se verrà approvata ci vorranno almeno 7 anni per poter completare questo confinamento, la creazione di questo sarcofago. Ovviamente c'è chi si oppone e chi dice no, tutto quel materiale che sono circa 250-260 mila metri cubi di ghiaie e depositi alluvionali impregnati di queste sostanze, c'è chi dice che dovrebbero essere portate via e smaltite in maniera diversa, insomma, per togliere questa infezione, perché l'acquifero lì è infetto da queste sostanze. E allora da Trissino ci spostiamo in Comune di Venezia, andiamo alla Gazzara, dove è in collegamento per noi Ilaria Marchiori, perché i cittadini sono sul piede di guerra per quanto riguarda la sicurezza stradale nell'area, vero Ilaria? Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori, hai detto bene, ci troviamo qui alla Gazzara, insieme a me ci sono alcuni residenti, li vedete a mio fianco, ma poi ce ne sono altri, alcuni purtroppo sono andati via, prima erano decisamente più numerosi. Che cosa succede in questa via? Ora ne parleremo, è da tantissimi anni una protesta che va avanti dal 2021, ma in realtà da decenni, che viene chiesta una pista ciclopedonale per avere maggiore sicurezza. Sì, esattamente. Allora, sono uno dei referenti del Comitato Zellarino e dintorni e siamo qui per esternare l'ennesimo appello a mettere in evidenza le realtà sulle potenziali criticità a cui sono sottoposti i residenti e tutti i cittadini che transitano su via Martiri di Marzabotto, Gazzara, quotidianamente, ogni giorno, non avendo una pista ciclopedonale. E visto che dopo 5 consigli più un incontro con la municipalità di Chirignago, continua a negarci continuamente una commissione specifica sulle tematiche di questa strada e delle vie limitrofi. Senta, voi fondamentalmente il problema qui, facciamolo vedere un attimo così lo spieghiamo anche bene ai nostri telespettatori, perché ci troviamo comunque in mezzo a una strada, facciamola anche vedere grazie all'aiuto di Sandro Ponchio. Qui non si riesce insomma è difficoltoso passare, soprattutto da quella parte dove c'è quella curva. Ci faccia vedere. Allora, sia a destra che a sinistra il pedone in doppio senso di marcia deve transitare, come si vede se la televisione fa vedere, e c'è praticamente solo per portare ogni giorno i sacchetti di immondizia, dico una cosa a caso, tutti i giorni i residenti portano le immondizie bene o male, dunque sono sottoposti a queste criticità, come si può vedere di qua e anche dall'altra parte uguali, che sono in mezzo alla careggiata. Dunque naturalmente con 2500 passaggi al giorno è stata chiusa questa temporaneamente per fare dei lavori e si sono riversati tutti alla Gazzara, c'era un caos, 6.000 passaggi al giorno. Ecco, qui c'è anche un'altra residente, benvenuta, anche lei ci ha spiegato. Non entro nei tecnicismi, dico solo che questa situazione che stiamo vedendo adesso si ripercuote in tutto il contesto, quindi tutte le entrate dal Green Garden, dal Forte Gazzara per via Forte Gazzara e via Martiri che porta poi verso Zellarino, o che appunto da Zellarino porta all'interno di questo quartiere grande, ci sono queste situazioni di grandissima pericolosità. Non ci passano 2 autovetture, non vengono rispettati i limiti, per cui il pedone, il bambino, chi va a passeggio con il cane, eccetera, si trova in gravissimo pericolo. Il pericolo non è solo per il pedone, ma anche per gli automobilisti. Voi non vi sentite sicuri? Assolutamente, sta diventando sempre peggio, anche perché ci sono delle costruzioni nuove, ci sono degli interventi stradali per cui c'è un aumento del passaggio del traffico e siamo con le strade dell'800, questa è la strada dei Sassi.
quindi veramente è una cosa da risolvere quanto prima. Ecco, adesso non me ne vogliate, ma avete visto che ci ha raggiunto anche il presidente della municipalità. Non so se, presidente Tagliapietra, prego se vuole anche lei rispondere a questi residenti che chiedono da tempo una pista ciclopedonale e di sentirsi soprattutto più sicuri circolando lungo questa via. Allora, intanto grazie per la partecipazione anche della cittadinanza. Sì, la questione della sicurezza è fondamentale, è primaria. Come vedete, ovviamente una ciclopedonale ha bisogno di una larghezza di circa 2,20 metri, 2,40 m, e in questo tratto in particolare risulterebbe ovviamente invadente, al punto tale che quello che è stato anche formulato nei vari incontri che ci sono stati è prendere atto anche in alcuni casi di un potenziale esproprio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una parte di questo sedime stradale potrebbe potenzialmente essere rivisitato e riqualificato. È vero, ed è un'altra cosa che noi stiamo portando avanti, è un rafforzamento a breve. Dopo Pasqua arriverà un rafforzamento di questo tratto in particolare sulla sicurezza, con un'implementazione di cartellonistica orizzontale e verticale, e anche con un aumento dal punto di vista dei controlli che già oggi sono stati messi in atto della Polizia Municipale per i rallentamenti ovviamente del caso. Quindi cosa possiamo dire a questi residenti? Possiamo dire che stiamo lavorando per cercare di porre rimedio a questo tratto che, come ha detto una nostra cittadina, questa strada si chiama Strada dei Sassi, quindi è stata asfaltata su una strada di campagna, che è un attraversamento senza ombra di dubbio tra l'area di Chirignago e l'area di Zelarino. E però voglio anche ribadire che un tratto importante che è stato realizzato è la bretella di Gazzera Cipressina, che ha in qualche modo, sicuramente non totalmente, fatto defluire una parte di attraversamento automobilistico. Certo non è di certo una risoluzione, staremo e stiamo sicuramente attenti alle dinamiche. Ci facciamo parte in causa, ne ho già parlato con l'assessore diverse volte, con i tecnici, con altri consiglieri, appunto per arrivare ad una risoluzione. Oggi ovviamente la risoluzione non la si vede, fa parte di un programma e un progetto che avverrà, ma in quali tempi? Nei tempi ovviamente oggi siamo, in un momento in cui l'amministrazione non può deliberare, ma mi sento di dire, e non facendo una campagna elettorale, che questa iniziativa è stata già messa in uno dei nostri punti importanti del prossimo mandato. Quindi ci auguriamo, e anzi siamo fermamente sicuri, che quello che sarà una messa in sicurezza di quest'area. Ringrazio Presidente Tagliapietra, ringrazio i residenti della Gazzera. Vi ricordo che si è concluso da poco a Gambarare di Mira, nel Duomo, il funerale di Dondino Pistolato, mancato qualche giorno fa. Presenti migliaia di persone. Naturalmente ricordiamo la figura che era di Dondino Pistolato, a lungo direttore della Caritas veneziana e dal 2018 invece parroco a Gambarare di Mira. C'erano anche tantissimi giovani, alcuni l'hanno ricordato proprio come un padre. Un ragazzo ci ha detto che, con la voce tra l'altro rotta dal pianto, ci ha detto che quando Dondino faceva lezione nella loro classe portava sempre il sorriso, anche affrontando tematiche importanti. Ricordiamo che è stato definito il prete degli ultimi. La sensibilità di Dondino Pistolato, il suo modo di spendersi per gli altri resterà sempre nei cuori di Venezia. A officiare la cerimonia funebre il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Tra i presenti anche ovviamente tantissimi parroci del territorio, circa un centinaio tra parroci e suore del territorio. Ricordiamo anche Don Luca Biancafior, che è ora parroco a Murano, ma a lungo parroco a Marghera, che era legatissimo a Dondino Pistolato.
e come lui anche tantissimi altri. Dondino sicuramente lascerà il segno per tutto quello che ha fatto. Qui da Gazzera è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori per questo collegamento. Noi parliamo di avvistamenti di lupo nel Vicentino, in particolare nelle aree urbane. Nell'ultimo periodo è stato visto a Villaverla, Chiampo e Marostica. Il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, chiede un censimento della sua presenza nel territorio per riuscire a gestirla. Avvistamenti di lupi anche in pianura, esemplari che scendono a valle, si avvicinano ai luoghi abitati, avvistamenti che sono sempre più frequenti. Nell'ultima settimana a Chiampo, in zona industriale, immortalato da un automobilista mentre attraversa la strada di notte, l'altro tra Villaverla e Montecchio Precalcino, tra le case, come recenti avvistamenti anche a Marostica, in zona residenziale. Presenza del grande carnivoro consolidata in espansione, specie nelle zone montane e pedemontane, altopiano di Asiago, Posi, Narsiero, che sul territorio provinciale raggiungerebbe, secondo le stime, un centinaio di esemplari. Presenza con cui anche le attività convivono. A tal proposito, l'incontro organizzato a Malo dall'associazione Tartufai e patrocinato dalla provincia proprio per far luce sul lupo e il suo impatto nell'ecosistema vicentino e per gestire la sua presenza nelle aree urbane, nelle zone frequentate dall'uomo. L'obiettivo è sia capire quali siano i comportamenti più corretti nel dover affrontare questo animale, ma anche e soprattutto programmare quella che è una convivenza fra il lupo e le attività dell'essere umano, sia attraverso un contenimento degli esemplari che sono sempre in aumento, ma anche e soprattutto attraverso dei comportamenti corretti nel relazionarsi con questo animale. Cala il numero delle predazioni rispetto allo scorso anno, stando ai dati della Polizia Provinciale, che ha effettuato 104 accertamenti rispetto ai 192 del 2024. Le predazioni sono in calo, ma non sono indicative di quella che è la presenza del lupo, quindi servirebbe assolutamente un censimento per poter determinare il numero esatto dei prelievi da fare. E allora ci spostiamo a Belluno per parlare di binomi uomo-cane sulle piste per imparare a salvare vite umane. Ottimi risultati dei corsi per formare nuove unità da soccorso su valanghe. Si è concluso sul Col Gallina il corso nazionale Unità Cinofili da Valanga del CNSAS. A 60 anni dalla prima edizione nell'Alto Atesina Solda sono una ventina i binomi che, nelle 3 diverse classi, hanno superato le rispettive verifiche dopo 4 giorni di prove ed esami e 10 le nuove unità cinofile da valanga brevettate. Come servizio volontariato siamo felici di partecipare alla parte di formazione e di certificazione delle unità cinofile del soccorso alpino, il cui binomio conduttore-cane è una risorsa eccezionale e fondamentale per la salvaguardia delle persone in caso di necessità. Mai come quest'anno è stata sottolineata l'importanza delle unità cinofile da valanga dopo una stagione invernale che ha fatto registrare eventi tragici su tutte le montagne italiane, con già 35 persone che hanno perso la vita travolte da slavine. In caso di valanga ogni minuto conta e il lavoro di squadra è fondamentale. Qui il soccorso alpino si allena per fare in modo che gli operatori siano sempre al top, siano pronti ad intervenire nella maniera migliore. 7 i campi attrezzati per le simulazioni, proponendo in modo realistico le situazioni che conduttore e cane possono dover affrontare dopo una valanga, con figuranti nascosti nelle buche e manichini da cercare e trovare, nonché oggetti e attrezzature sparpagliati come avviene nella realtà. Questa notte torna l'ora legale, esattamente alle 2, naturalmente di notte scatterà il cambio dell'ora, le lancette degli orologi si dovranno spostare in avanti di un'ora, l'ora invece di smartphone, tablet, computer, di qualsiasi dispositivo connesso a internet si aggiornerà automaticamente. Prima che si torni all'ora legale ci sarà tempo però per un nuovo aggiornamento sulle notizie qui su Rete Veneta a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e a seguire il notiziario di Vicenza. 2 appuntamenti da non perdere. Per ora invece da Focus TG è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.